Si trovano sul fondo del secondo ambiente a circa 60 metri di profondità. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani ancora dispersi nelle acque dell'Oceano Indiano alle Maldive. Il team internazionale di specialisti di DN Europe, organizzazione medico-scientifica no profit incaricata della ricerca, ha localizzato i 4 corpi durante la prima immersione tecnica nella grotta. L'operazione di recupero dovrebbe iniziare domani e rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, così viene definita da Dan Europe. Questa mattina la squadra di ricerca di speleosub finlandesi ha eseguito un'immersione tecnica nella grotta dell'atollo Vavu durata circa 3 ore. Sono state esplorate le cavità sommerse, valutate le condizioni ambientali e raccolte tutte le informazioni necessarie per pianificare le fasi successive dell'operazione. Le 4 vittime sono state localizzate in fondo ad un tunnel, tutte insieme, mentre l'istruttore subacqueo e capobarca padovano Gianluca Benedetti era stato ritrovato il giorno dopo della tragedia nella prima grotta. Nei prossimi giorni la Farnesina ha fatto sapere che la salma verrà rimpatriata in Italia. Molto più complesso il recupero dei 4 corpi della spedizione scientifica. Il team finlandese ha utilizzato sofisticate attrezzature, tra cui un rebreather a circuito chiuso e potenti scooter d'acqua che hanno consentito agli speleosub di poter rimanere immersi per tempi più lunghi e in sicurezza. Il recupero dei 4 corpi dovrebbe durare 2 giorni. I sommozzatori dovrebbero essere in grado di recuperare 2 alla volta per immersione. Sulla Duke of York c'erano 20 persone, oltre ai 3 dive master e Benedetti, che era l'istruttore più alto in grado. Il portavoce del presidente delle Maldive nelle scorse ore aveva riferito che solo 3 dei 5 subacquei aveva il permesso di ricerca marina, ovvero la professoressa Monica Montefalcone, la ricercatrice Muriel Oddenino e il biologo Federico Gualtieri. Il permesso non è per le immersioni, ma per l'attività scientifica. Ad averlo dunque è logico che fossero i ricercatori e non le guide, ha specificato l'avvocato del tour operator verbanese Albatros Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita i 5 italiani.